Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora ragazzi, siamo su Football Manager, quest'anno ho giocato no poco, di più. Pazzesco veramente, non proprio, sarà magari la mia squadra che purtroppo fa cagare, quindi è difficile anche aver voglia di vedere il calcio, i giochi di calcio, però non lo so, è la prima volta che veramente ho giocato poco poco a football, quasi niente. Ho detto, visto che come l'altra volta però ho cominciato troppo tardi, che ormai era già fine luglio, con la mod delle leggende su Football Manager 2019, ho detto ma perché non farla adesso, così tanto il campionato che è sospeso, quindi andrà avanti anche l'estate, perché probabilmente ricomincerà a fine maggio, primi di giugno, si spera. E quindi andrà avanti fino diciamo estate inoltrata. Era diciamo la voglia di calcio non, come si dice, è forte soprattutto per chi lotta per qualcosa, no? Come noi che purtroppo noi milanisti lottiamo per finire dal settimo al quinto posto se va bene. Era cosa ho detto, però visto allora, il Valencia, per carità era bellissima la stagione dell'anno scorso, però cioè ancora Valencia no. Allora ho detto proviamo, visto che sapete, il mio giocatore preferito, che è dir poco, il mio idolo, insomma, il primo amore è Andriy Shevchenko. Ho detto perché, visto che è la prima volta che l'ho visto giocare, eh, cioè io l'ho visto con la Dinamo Kiev e non con il Milan, nel famoso Barcellona-Dinamo 3-3 con tripletta di Sheva. E là mi ricordo ancora ero in montagna con mio papà, che tra parentesi domani sono anche 4 anni, insomma, della scomparsa di mio papà, che no, cioè, chiaramente insomma a quell'età non ero ancora, se non sbaglio era il 96 o il 97, insomma a 8-9 anni non è facile insomma capire troppo di calcio, però ho detto papà papà ti prego voglio quello là, lo voglio e 2 anni dopo, anzi 3, è arrivato. Allora, quindi dopo questo diciamo cume pensiero, direi di cominciare a spiegare un attimo la stagione. Allora, non abbiamo Eriton, non abbiamo niente, quindi tutto con le nostre forze. Eccola qua, questa diciamo è il titolare, che è una buonissima squadra, ve lo assicuro. Un nostalgia nel vedere come secondo portiere Sciovkowski, che mi ricordo che era un mio idolo, cavolo, della grande Dinamo degli anni 90. Niente, questa è la squadra, diciamo che i titolari ci sono, purtroppo mancano delle riserve. Manca un terzino sinistro che proprio non esiste, non ce l'abbiamo. Poi ci manca un centrocampista difensivo perché Muntian è molto forte, diciamo, a impostare comunque nella fase offensiva, però qua abbiamo Voinov che veramente sì, diciamo è buono tecnicamente, però a livello difensivo fa cagare. E in riserva abbiamo Kolotov, che è lo stesso, buono in fase offensiva, ma scarso in fase difensiva. E quindi serve sicuramente un centrocampista, un terzino sinistro e un attaccante di riserva, perché è vero che, per carità, c'è Belanov, non è neanche male come riserva, però magari un altro in più non fa male. Come centrali siamo messi abbastanza bene, difensore destro ce l'abbiamo, abbiamo 15 milioni quindi non tanti. In realtà il nostro, se però analizziamo bene il tutto, mm, anche le fasce sono scoperte. Vabbè, adesso vediamo insomma, perché in realtà come, allora vediamo, Belanov lo può fare tutto, quindi ci sta. Zavarov no, solo trequartista, però abbiamo Buriak che è veramente tanta roba. Serve un altro, diciamo, trequartista di fascia. E vediamo come fare, anche perché ragazzi mi sono messo io questo paletto di giocatori, diciamo, giovani, tipo Van Dijk, De Bruyne, Kanté, Ronaldo. Ne possiamo prendere solo uno all'anno perché sennò ragazzi diventa un bordello e non ha senso. Quest'anno diciamo la scelta era uno tra Van Dijk, De Bruyne o Kanté. Vediamo.
Vediamo chi vuole venire, insomma. Comunque, prima di tutto direi di comprare i giocatori. Allora, e cerco di tagliare il meno possibile per rendere tutto più piacevole, senza tagli e robe. Tanto comunque con la Premiere è bellissimo. Alla fine voi mi potete scrivere in diretta, io sono con voi e nel video dopo cerco di acquistare o comunque di vedere i vostri consigli. Allora, cosa possiamo fare? Non mi ricordo già più bene. Ah sì, qua ho visto come terzino sinistro, abbiamo questi tre che possono essere interessati. Abbiamo Cesar, che non è male, però il prezzo, beh, 2,8 non è neanche tanto. E beh, cliché ragazzi, anche lui non male, costa niente, però ragazzi abbiamo qua cioè, un italiano che insomma sicuramente non è male come terzino sinistro, così siamo anche tranquilli che se qualcuno dei nostri giocatori vuole buttarsi dalla finestra ci si salva sicuro. Io proverei a prendere proprio Pessotto, cioè, anche perché voglio prendere le leggende, diciamo, e Pessotto, per tutto quello che è successo sarebbe bello averlo come giocatore. Addirittura in gara, ma non ha... Cazzo, mi costa niente sinceramente. Sì, sì, sì. Lunghezza, 4 anni, stipendio, cerchiamo di non far cappelle, perché prenderlo così gratuitamente, chiaramente non ha un contratto precedente. Vediamo insomma. 96 bonus alla firma, speriamo di non offrirgli troppo poco, 1 milione alla gente così invogliamo 2,30, speriamo bene. Beh dai, non male. Perfetto, senza pagare niente abbiamo il terzino di Risè. Ok, perfetto. Mi sembra positiva la cosa. Anche perché abbiamo 15 milioni, quindi veramente poca roba. Poi allora, vediamo. Chiaramente guardo quelli, le faccio vedere. Eh, il più costoso è Valentino Mazzola, Meazza, Kubala, Fritz no, sì, proprio, no, proprio Mazzola e Meazza. Che sposo, ragazzi, scarsi. Sta mod è qualcosa di incredibile. Allora, abbiamo detto nuova ricerca. Allora, avanzate, aggiungi criterio, posizione. Che cazzo sto facendo? Allora, centrocampista centrale. Ok. Interessato. APA piena. Sì, diciamo che Garrett Berry. Anche no. Flavio con Seisao. Marcatura 8-15. Richiedi un rapporto all'analista. Questo potrebbe essere buono, perché se non ricordo male comunque era bello ignorante, però bisogna capire dal punto di vista difensivo, per carità mi dà un 8-15 che non è male. Però APA, beh, lui sicuramente no, fa cagare. DRA, anche questo interazione, trasferimenti, ok, perché penso già giocato talmente poco che devo un attimo ricordarmi anche meno, ragazzi, incredibile. Beh, Paulsen, ragazzi, lo sputo a Totti, però anche no, sinceramente, raga, il problema di Costigna, no, il problema questi due perché quelli, cioè, purtroppo difficilmente vengono quei giocatori là. C'è poco, cioè il primo anno, almeno già da gennaio cominciano ad arrivare, è già più facile. Però mi ricordo Valderrama, l'avevamo preso che ma per carità, però se lo paghiamo poco magari. Ricordo che era uno dei pochi che voleva venire subito, perché comunque è un idolo, per carità, nel calcio ucraino non lo so, però comunque sembra una riserva, diciamo. Ok. Aggiungi percentuale sul totale, 10%. È un po' cambiato, volevano di me. Allora, aspetta. Allora, facciamo 2 subito e 7 e mettiamo il 35.
Paghiamo 11 spesa, no, facciamo così, ecco, 3,5, vuole 40, vabbè, ok, perfetto. Eh, L'altro era Ecceverri, ma sinceramente non ci serve Ecceverri, poi non doveva prendere il giocatore del Valencia. Allora, vediamo avanzate, abbiamo detto centrocampista offensiva a sinistro e aggiungiamo anche centrocampista offensiva a destra, che se li può fare tutti e due meglio. Il più forte della lista è sempre Meazza Bill Leadley. Che spoccia, guarda che giocatore George Best, vabbè, viene da piangere. Vediamo chi è interessato, nessuno. Gli interessati, vediamo solo con uno dei due. No, Jesper Blomqvist, vediamo l'altro. No, cioè, ragazzi, ex Milan, Jesper Blomqvist, no, vabbè. Mi rifiuto di prendere una roba del genere. Yuri Zirkov, fa solo sinistro. Olic, mm, poca roba, qua ecco Vicente. Però troppo, poi comunque non sarà semplice. Allora, vediamo. Radu Cioio, altro giocatore ex Milan, però attaccante, ma giocatore Marcelo, no, Otero, fioi. 4 gol, mi ricordo, nella prima giornata con la Fiorentina, incredibile. Allora, sì, ma... guardare anche i giocatori che mi piacciono, Rizzitelli. Però costano già tanto questi. Oliver Neville, Savicevic, Luizinho. Sarà facile. Mark Overmars, costa solo 21 milioni. O proviamo, magari solo che difficilmente viene in Ucraina dall'Ajax. Proviamo. Allora mettiamo 5 subito, aggiungi a rate. 3 mesi, 3 settimane. 3 anni. Vale 21. E aggiungi. Percentuale sul totale anche il 50. Beh, diciamo che sì, lo prendiamo. Ah, è proprio impossibile, Marcolino Overmars è proprio impossibile. Boh, vabbè, vedi sti qua proprio non arriveranno mai. Oliver Neville fa tutte e due le fasce. Aggiungi rate, vale 17. Proviamo. 29, aggiungi sul totale 30%. Che sparo. Cioè, ma come cazzo. È un po' dura, ragazzi, è un po' dura. 24, 66 milioni però, per carità è forte, ma... Perché non ce li ho neanche. Vabbè, ora ciao. Allora dobbiamo prendere... No, De Bruyne è la prima scelta in assoluto. Kevin... No. Poi... Allora, Kevinaccio. Al Genk. Fai un'offerta. Sì, perché ne prendiamo uno solo, ragazzi, perché se no, se ne cominciamo a prendere 50 non diventa neanche reale. Preferisco far così, sinceramente. Allora, vale 2,4, metti 5 milioni. Ok. Vabbè, 3,3. Ok, chiaramente vogliono poco perché ancora è scarso. Facciamo lui, comunque Van Dijk l'altro anno non c'è, vero? Pierre Van Hooijdonk, Fiori. Madonna, ma veramente sono strarugginito, Virgil.
Sì, ok, l'hanno messo, perfetto, ci sono tutti. Andiamo un po' avanti. Allora, è stata accettata, deve essere accettata. Benissimo, interessato. Beh, cioè, comunque il Dinamo Kiev ha un valore alto perché stiamo parlando di tutte, cioè sono 50.000 squadre fortissime. Finalizzare promesse. Beh, sì, sì, ok. Quindi il suo giocatore De Bruyne, volevo prendere lui. So che magari Kanté poteva essere più utile, però amo troppo De Bruyne. E sarebbe certo, è chiaro che è scandaloso, però Valderrama non è interessato, vedi, non è come l'altra volta. Che bello. Le amichevoli facciamo fare una torneo in seconda, chiaramente. Ecco, Colotto fuori 5 settimane, proprio nel ruolo dove ho più bisogno, ottimo. Codice etico, assente in allenamento prima volta una settimana, seconda volta 2 settimane, cioè, assente giustificato 1, tutto 2, squalifica per ammonizione multipla 1 e 2 settimane, espulsione doppia ammonizione 2 settimane, qua se fate le cagate siete puniti, conferma, non mi interessa. Vediamo se arriva intanto. Ho già fatto un po' le tattiche intanto e gli allenamenti individuali perché quella è la parte un po' più noiosa. Presentati alla squadra. Ok. Vincere il titolo, beh sì, dobbiamo vincere assolutamente il titolo, eh. Perfetto, tutti sono contenti, godo. Ciao. Ok. Allora diciamo io sono esperto nel tiki-taka, però devo giocare per forza con le ali perché sennò, ciao. Allora, accetta. Ma non posso darti tutti questi soldi, non ce li ho neanche, Cristo santo. Ah, ma non li vale neanche. Cioè, nel senso, non è un giocatore che mi spingo, cioè non mi posso spingere così tanto per un giocatore che non. Cioè, sì, un bel giocatore, però non mi esalta. Stare a lavorare. Ok. Calcio, non mi preoccupo. Sì, perché il modulo è questo, però gioco più tiki-taka io. Ok, benissimo. Tifo il giocatore importante. No comment. Ciao. Vediamo se arriva il primo acquisto, ragazzi. Voglio Pessotto, cazzo, lo voglio. Skill. Vivere da 100 metri, da una caduta di 10 metri. Eh, pu, 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 pu. Rispondi. Ok. Bonus allora, High League normale, Coppe Nazionali basso, Coppa Continentale alto. Beh, il campionato devo vincerlo assolutamente, perché comunque sono, per carità, magari saranno altre squadre russe forti, però sono sicuramente. Ok, allora intanto ragazzi il primo acquisto arriva Gianluchino Pessotto, ragazzi, al terzino sinistro praticamente gratis, godo. E De Bruyne. Ok. Boh, quindi il mio acquisto, diciamo, dell'anno dei giovani campioni che saranno fra tipo 10 anni, no 10 no, però 3-4 sicuro, anche di più. Ok, aggiungere al ritiro, mandalo a un corso di lingua e gli diamo il benvenuto. Non buttarti dalla finestra, grazie. Ciao. Promemoria. Vabbè, 3 secondi tanto. Vabbè. Sì, un po' una merda, però se fanno loro ste cose le accettiamo. Belli, questo com'è? Va bene, fianti meglio. Pessotto. Poi italiano, ho bisogno. Da solo è bene. Intendo portare volti nuovi. Non ho alcuna preoccupazione. Se sta lontano dalle finestre, possiamo fare bene.
Ok, vabbè, questa adesso facciamo che con la skin possiamo fare il risultato istantaneo. Sì, giustamente. Ok. Questi amichevoli qua sinceramente non ho un po' voglia di farle. Adesso vediamo quando cominciamo anche il 3-1 Rebrov, blocking, Burka Shevchenko sbaglia un rigore, bene, no ma cioè io vengo qua perché voglio stare col mio idolo e mi sbaglia un rigore subito. No, no, ma perfetto. Cioè sono quelle cose belle della vita che ti fanno capire che proprio devo giocare a Football Manager, zio santo. Vediamo il calendario. Allora, 3-1, dopo c'ho il Celtic il 14, amichevole, dopo, Champions League, cazzo devo farmi i turni preliminari anche, porca miseria. Vabbè, il campionato lo cominciamo con la Supercoppa con lo Shakhtar, il campionato il 3 dell'8 con lo Shakhtar, no, aspetta, vediamo lo Shakhtar che squadra ha. Sì, magari con le tattiche dello Shakhtar posso vedere qualcosa, chiaramente no. Eh... Beh dai, mi sembra comunque fondamentalmente non una squadra recente perché non ha nessuno. Dai, dovevo batterli, cazzo. Dovevo batterli assolutamente. Ecco, già il Celtic deve essere amichevole un po' più dura. Raga, adesso questo, diciamo, questo primo video anche un po' in introduzione. Io vorrei capire il nuovo contratto. Ah, vediamo la Dinamo Under 21 però. Scusa un attimo. Rosa. Oddio. Quella skin dov'è? L'Under... Oh my god. Rosa. Allora, potenziali migliori. Beh, Andy Yarmolenko, 16 anni, però è già forte. Questi due perché sono così? Questi sono in prestito? Ok, la torpedo. Ok, beh, diciamo... Vabbè, tutti quanti quelli, diciamo, più recenti. Ok. Under 19. Qua non c'è un cacchio di niente. Ma De Bruyne me l'hanno messo nella... Me l'hanno messo... Me l'hanno messo De Bruyne. Non è ancora arrivato. Poi. Non è ancora arrivato, ok. No, constatemi che voi, perché sono sincero, adesso vediamo un po' qua, perché un centrocampista devo prendere, ma scusa, ma non era arrivato De Bruyne? Boh, fisioterapista, va bene, dai, li comprarono loro meglio, mi tolgono un rottura di palle, grazie. Allora, osservatori. È possibile che non ci sia nessuno, ma puttana miseria. Questo non è che spy fortissimo, cazzo. Sarebbe un ottimo acquisto, non lo conosco però. Fa solo sinistra, cioè vediamo. Gratuitamente, sinceramente è un modo per conoscerlo che spoccio. Sì, bonus alla firma, stipendio 4 milioni. Ok. Sì, sinceramente a prenderlo gratis questo 25enne deve essere veramente degli anni 40-50, perché per avere comunque 25 anni, cioè è già vecchio diciamo anche nella mod, però è tanta tanta roba, eh. Boh, perfetto.
Bene, quindi scopriamo che non me lo ricordo proprio Carla Prest, cazzo. Sì che insomma nel calcio soprattutto passato. Allora, centrocampista centrale. Vediamo mediano. Sempre questi. Sono proprio, come si dice, che puoi prenderli senza, certo, prenderlo gratis, però non sarebbe proprio schifoso, no, forse non ce la faccio. Cioè, proviamoci anche noi però a sto punto. Se possiamo prendere qualche giocatore, sento visto che non avevo neanche soldi. Mascherano. Sì, però Mascherano è troppo recente, voglio le leggende. Ciao Diarra, con un club interessato a solo io, ok. Vai. Cutrone firma per il contratto. Ok. Allenatore dei portieri Ande che sposta, mi fai in più, madonna, ma che cazzo di, vabbè, guarda, non dico niente, fai gli altri, dopo, se abbiamo i giocatori che si essero, come si dice, verso metà agosto, do un'occhiata ai preparatori, se c'è qualcosa che non va, cambio io. Vabbè, per il precampionato lascio sempre l'allenamento, diciamo, di default, poi lo cambio dall'inizio della stagione, lo preparo io. Ok. Belov, preparatore atletico. Di 28 anni. Boh. Si vede che forse non ne hanno tanti, allora ne stanno comprando perché chiaramente con la mod non è che puoi fare tutti i preparatori della storia. Collaboratore tecnico, abilità. Questo qui è del Celtic. Meo io che cioè capite ragazzi che io la cosa che amo di sta mod, oltre alle leggende, il fatto che praticamente cioè, qualsiasi squadra può vincere, quindi non è la monotonia purtroppo del calcio moderno che io odio, dove vincono sempre le stesse squadre. Beh, questo intanto è un grande acquisto. Fisioterapista che ha 12. Bene, no, ma sono bravissimi i nostri. Ok, aggiungere la di tiro, mandare un corso, assegna i numeri, diamo il benvenuto. Ok, scusa. Aggressività 20, questo è un drogato ragazzi praticamente. Poi quando ci sarà la live, diciamo, sarò curioso proprio di sentire anche i vostri commenti per capire. Purtroppo nel primo anno è quasi impossibile comprare, ragazzi. Sì, sono un po' preoccupato per i preparatori, però allenamento. Allora, preparatori. Ma in realtà, insomma, ecco, forma fisica e difesa, magari sono un po' da sistemare. Adesso li prendiamo. Però ne ho visti di peggiori. Scusate un attimo. Ok raga, sto andando 28 minuti, facciamo ancora qualche minuto, ma
Adesso che vedo la foto e ci penso, è stato un gran giocatore della Juve questo. Questo forse ha vinto anche qualche scudetto con la Juve. Perché adesso che ci penso, me lo ricordo un danese di quegli anni, vedendola, ma secondo me è una cagata. Mm, ok, ok, siamo ok. Ma dopo mi informerò meglio. 8 minuti, dai, ancora 5-6 minuti, diciamo. Aspetta, lo staff, sì, ricerca staff. Fatemi fare sta cosa. Nuova ricerca. Allora, ruolo staff. Collaboratore tecnico. Aggiungi criterio. Dove cazzo è? Oh, ruolo staff. No, no, scusate un attimo, dov'è? Ruolo staff, collaboratore tecnico. Deve essere qualità. Non capisco perché non lo trovo. Vabbè, troviamolo così, ma ci mettiamo 30 anni, però. Valutazione. Giancarlo Marini. Eh, Però giovani. Prendiamoci qualche italiano. Contratta per ingaggio. Ok. Non è malissimo. Giovani. Questo è forte, però mi serve. Non so perché riesco a trovare abbiamo detto difesa e. Aspetta. Scusate ragazzi, ma. Allora, preparatori. Allora, forma fisica, cioè forza e tattica difensiva. Ma porca miseria, ma. Ma così adesso forse è cambiato. Allora, difesa, almeno 15. Ivan Cordoba, vabbè, Ucraina. No, Gresco, te prego, anche no. Chiunque tu sia, con quel nome non ti voglio. No, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Niente, boh, vabbè. Collaboratore tecnico. Che sia magari senza squadra, beh, questo qua. Ok, speriamo di poter prendere qualcuno che così miglioriamo. Allora. Questo l'ho già fatto. Vabbè dai, prendiamo questi e basta. Vediamo anche qualche italiano. E possiamo parlare dopo le partite di qualcosa. Numeri di maglia.
numeri automatici mancanti. Pessotto, che numero c'ha? Io voglio capire Pessotto. Il 13, penso che sia il numero giusto per Gianlucone. Siamo un amichevole col Celtic e ci salutiamo per questa, diciamo, intro. C'è Marlos. Vabbè, se ti prego. Perché è giovane Sheva, ma non vedo l'ora di presentarlo al mondo. Il nostro piccolo Sheva. Tanto un primo acquisto è arrivato, siete che qualche consiglio, siete giocato alla moda e sapete che qualcuno può arrivare, scrivetemelo, sia sotto il video che anche nella premiere là, che è troppo bella. Dinamo, Dinamo, ok. Ma poi su questa era un po' introduttiva, la prendiamo un po' più veloce. Ma chi cazzo esisti qua? Cioè, diciamo che lo staff giovani fa un po' pietà. Ok, vediamo cosa fa. Però stavolta mettiamo, aspetta un attimo, facciamo un po' di cambi, Pessotto, così diamo un po' di forma. Mettiamo Zavarov. Sceva lo teniamo perché quel rigore sbagliato grida vendetta. Mikhailichenko. No, facciamo solo sti cambi qua per il momento, dai. Adesso vedi, rigore di Pessotto. Era bravissimo il rigore di Pessotto, eh. Segna Sheva, ancora rigore fallito da Sheva, è proprio infortunato, oh madonna. 4-6 settimane, che spoccio, che culo. Sheva si sta mangiando rigori a manetta comunque. Assist di Pessotto, grande. Dio santo. Marini arriva. Certo, mi ha preso le bombe, eh. Vabbè, dai. Sarà difficile, cioè l'obiettivo sarebbe quello di vincere qualcosa a livello continentale, però intanto ci facciamo, aspetta un attimo. Caldeira, ok, andiamo un po' di... Flavio, ma dai, accetta l'offerta del... ma che vaffancuore. Non ho parole, veramente. Non ho parole. Ok, quindi qualche preparatore un attimo più decente l'abbiamo preso. Sento che subito Rebrov rotto, però la bava... Finiamo in queste amichevoli, qua sono un po' più lunga, ma tanto. Chi ha voglia di vedere il cubo non ha problemi migliorare. Sento che Sheva ha sbagliato 2 rigori in 2 partite. Cioè. Beh, lo so che la preparazione preoccupa, ma siamo all'inizio, lo sappiamo. Allora, vediamo quanto... Ma Sheva deve avere anche un bel... rigore 17. Boss. Allora, vediamo un attimo. Adesso Sheva lo teniamo a riposo. No, direi di no. Belanov. Ok. Posto di Blo... vedi, non abbiamo nessuno. Ah, eccoli qua, che cavolo, scusami. Così lo proviamo. Ma guarda, il cerebro doveva rompersi subito, zio santo. Vedi, vedi, doveva mettere Belanov per forza. E doveva mettere Sheva.
Pessotto lo facciamo giocare ancora, in difesa proviamo, così diamo il ritmo partita anche. Ok, e ok. Mikhailichenko, beh, centrocampista che può giocare. Buonissimo. Ma che poi pensato l'abbiamo fatto giocare, può giocare. Basta, può fare tutti e due i ruoli. Madonna, perfetto, premo la sinistra e mettiamo. Beh, sono. Grande acquisto Pessotto, eh. Tutto istantaneo. Siamo tutti fuori, chiaramente tutti fuori condizione, quindi prenderemo le bombe. Basta non ci siano infortunati magari. 7-0. No, ma direi bene. Ah, ma ci sono ungheresi. Ecco, queste sono le squadre ungheresi. Ma che cazzo facciamo le amichevoli con sta gente? Mamma mia, che giocatori. 18, mamma mia, fiori devastanti. Devastanti, veramente. Spero non sia un problema per il morale, cioè, sinceramente questa squadra non me la ricordavo. Siamo contro lo Slovan Bratislava. Amsic, giovane promessa, grandi. Ma sono tutti forti questi, eh. Marcatura 19, eh. Cioè, questo difensore sarà semplice Mamma mia. E questa è la mod, raga. Questa è la mod, così ecco, avete avuto un assaggio in tempo reale di quello che ci aspetta. Cioè, difficilissimo, veramente cioè, dire difficile è dir poco. Però noi siamo qua e ci proviamo. Però fare l'amichevole proprio. Cioè, non posso toglierla perché. Annulla amichevole. Tanto giochiamo tra poco. Selezione automatica. Ok. Siamo senza Rebrov. Dio santo. Sarà durissima veramente, eh. Vediamo questo. Vabbè, almeno i fisioterapisti li prendiamo buoni. Buono raga, De Shevchenko sta benissimo. E critichiamo, non ti gara a svegliarti invece, eh. Buono, allora nel prossimo video cerchiamo di comprare un centrocampista e un altro giocatore di fascia perché siamo veramente già messi male. Comunque insomma avete visto la difficoltà di questa mod in un'amichevole che sembrava tranquilla con una squadra ungherese. 19, due attaccanti con 18-19 in finalizzazione. Adesso abbiamo lo Slovan Bratislava che ha una difensore che ha tipo 19 in marcatura, 20, qualcosa di incredibile. Raga, un saluto dal Comandone veneziano, spero possa piacere questa stagione un po' particolare. Ciao!